For the fighters, stand up now. Hands in the air, feel it loud. For the fighters, stand up now. This is our time, this is our ground. For the fighters, stand up now. Hands in the air, feel it loud. Presentato in questi giorni Finché non accade, una storia di resilienza, documentario che racconta la straordinaria parabola sportiva umana del Mara Badminton, squadra fondata da Francesco Feliziani, figura di cerniera unica in Italia tra la macchina amministrativa della scuola e la governance sportiva nazionale. Consigliere nazionale della Federazione Italiana Badminton e passato da campione, Feliziani, dopo il colpo di fulmine sportivo in Scozia, recupera un palasport diroccato e lo trasforma in un centro modello per una squadra da 3 secondi posti in Serie A e Champions League. Il documentario, nato in collaborazione con MAB Video Innovation, celebra il progetto nato 10 anni fa e che mette l'etica e il valore sociale davanti ai risultati agonistici. Con Francesco Feliziani per parlare di Finché non accade, una storia di resilienza. Ecco, Francesco, come nasce questo documentario e che impegno manageriale ha comportato raccontare questa storia, ma innanzitutto fondare, seguire, gestire e raccontare con grazia, con uno storytelling veramente efficace, le gesta che si innestano nella tradizione migliore del miracolo sportivo italiano, quello del Mara Badminton? Allora, io credo che la cosa più difficile in realtà sia realizzare le cose. Poi succede questo, che puoi fare delle esperienze di qualità, puoi realizzare tante cose, ma se non le racconti la loro portata diciamo perde moltissimo. Si depotenzia. Si depotenzia. Volenti o nolenti siamo in una società dove la comunicazione sta diventando sempre più importante. Si dice che un libro non è mai scritto finché non è pubblicato, cioè se uno scrive un libro bellissimo ma poi lo tiene nel cassetto è comunque una bella opera, ma rimarrà lì confinata nell'esperienza di chi quell'opera l'ha prodotta. Se invece viene messa a disposizione con tutta una serie di valori sottostanti, allora forse riesci a creare del valore, riesci a far capire che ci sono dei valori come quelli dell'amicizia, la perseveranza, cercare di capire che anche impegnandosi a seguire le proprie passioni si può fare qualcosa per se stessi, ma soprattutto anche per gli altri. Ecco, più che uno sforzo manageriale, godere di questo documentario emerge il suo, come dire, la sua vocazione alla comunicazione. Lei racconta molto volentieri. Quando ha scoperto di essere uno storyteller così efficace? Ma in realtà quando hai un ruolo che ti porta molto spesso, no, a confrontarti con altri, a parlare in pubblico, piano piano diciamo viene naturale. Soprattutto, torno a dire, il mio mestiere, quello che è il mio lavoro principale, è un lavoro molto basato sulla gestione e molte volte proprio perché è basato soprattutto sulla gestione ci stupiamo, no, nel vedere come tanti sforzi non vengano apprezzati, tanti backstage non vengano pienamente capiti. La complessità di una procedura amministrativa difficilmente viene percepita dall'utenza. In questo caso invece c'è una storia sportiva, tanto sacrificio, tanti successi e credo che sia stato giusto provare a metterlo a disposizione anche di chi giustamente deve essere orgogliosa di questi successi, e cioè la Sardegna. Con la storia di questa squadra è un po', io dico sempre, no, nel nostro piccolo, quello che è stato il miracolo dello scudetto del Cagliari del 1970. E un altro grandissimo valore, no? Molti hanno detto sì, ma la squadra, gli stranieri, non ci sono atleti sardi. Io dico sempre, ma il Cagliari del 1970, no? Che è il simbolo dell'orgoglio di questa terra, se noi andiamo a vedere Gigi Riva, se noi andiamo a vedere Nenè, andiamo a vedere Domenghini, comunque Albertosi, parliamo di persone
che questa terra l'hanno scoperta, l'hanno amata, e un po' io dico sempre, nel nostro piccolo anche noi, io, Rosario Maddaloni, i ragazzi Chris Vittoriani, Chris Holm, i ragazzi Julien Maiole a Palermo, i ragazzi che hanno contribuito, no, a portare questi successi sportivi in Sardegna, siamo delle persone, in particolare io e Rosario, che in questa terra siamo venuti, io ci sono da più di 20 anni, lui da un po' meno, però l'abbiamo immediatamente amata, siamo riconoscenti e ci piace, no, mettere a disposizione questi successi e farli sentire come condivisi da tutti. Quindi al servizio della Sardegna. Lei parlava di backstage, quindi di dietro le quinte, quindi tornando indietro parliamo del valore della resilienza, il suo documentario parla approfonditamente del valore della resilienza. Tornando indietro e pensando ai 3 scudetti sfiorati, 3 secondi posti consecutivi prima di trionfare in Champions, ecco, come ha creato, come ha rilanciato e trasformato questa spinta emotiva per non far sentire la fatica, come dire, per neutralizzare un pochino la delusione, come è diventata poi vittoria in Europa? Allora, io dico sempre che c'è una componente di tenacia e nello sport, così come nella vita, c'è sempre una componente di fortuna. Allora, noi nel progetto, che parte come progetto scolastico, io ci tengo sempre a ricordarlo, il progetto Mara Badminton parte nel 2016, parte come un progetto al servizio della collettività e ha sempre mantenuto questo imprinting. Dal 2016, adesso siamo nel 2026, sono passati 10 anni, l'obiettivo è stato sempre quello di far fare questo sport gratuitamente ai ragazzi, ai bambini delle scuole, sono anni che si organizza il camp estivo gratuito, c'è un patto di comunità per estenderlo non solo a Mara Calagonis ma ai comuni del circondario, quindi diciamo intorno a questi valori che sono appunto quelli del sociale, poi si è innestata la parte dell'alto livello. Sull'alto livello ovviamente siamo passati, no? La prima stagione è stata una stagione epica, era il 2021, noi venivamo dal periodo più difficile in assoluto perché il Covid nel 2020 per il nostro progetto ha significato uno stop di 2 anni. 2020 e 2021 sono stati praticamente 2 anni persi per l'attività di base. Com'è stata la reazione degli atleti? Allora, la reazione degli atleti della squadra di Serie A, diciamo, l'episodio più traumatico, il punto più basso è stato quando nel secondo concentramento della Serie A 2021 siamo arrivati a Palermo a giocare 3 partite ed eravamo primi in classifica, siamo usciti quasi con le ossa rotte dal punto di vista sportivo, perdendo una partita molto dura con il BC Milano, che poi è diventato il nostro rivale storico, no? Da lì in poi. E poi alla fine del concentramento una nostra atleta è stata trovata positiva al Covid e la squadra è rimasta quasi 2 settimane confinata in un Covid hotel. I ragazzi si allenavano in videochiamata tra di loro con WhatsApp, facevano delle video call, cercavano di mantenersi in forma, sono stati rilasciati il giovedì precedente il fine settimana dell'ultimo concentramento di Serie A. Se non fossero stati rilasciati in tempo noi non ci saremmo nemmeno qualificati per i playoff, quindi in questo senso parlo di fortuna e di sfortuna da una parte, la sfortuna del contagio, la fortuna di essere stati liberati in tempo proprio strettamente utile per andare a giocare l'ultimo concentramento. A quel punto ci si è qualificati per i playoff, nei playoff si è vinta una storica semifinale contro il BC Milano, che erano i campioni in carica degli ultimi 7 anni, poi dopo si è perso con Bolzano, quindi si è passati in un giorno dall'entusiasmo più sfrenato alla delusione più assoluta, perché poi la finale persa con Bolzano fu una cosa molto dolorosa, perché avevamo avuto anche dei bench point per arrivare all'ultima e decisiva partita. Poi la stessa cosa è successa nel 2023, di nuovo sconfitti in casa con Bolzano. Nel 2022 abbiamo avuto tantissima sfortuna nei playoff con degli infortuni, quindi non siamo riusciti a competere.
Dopo tutte queste delusioni, questa sfortuna, invece ad Oviedo c'è stata, come io dico sempre, no, delle congiunzioni astrali. Siamo stati in grado di giocare con la squadra senza infortuni, abbiamo avuto un sorteggio che in qualche modo ci ha anche aiutato nel nostro percorso, e quindi da 3 anni, no, arrivati quasi alla fine, sempre con delle delusioni, poi abbiamo raggiunto quello che è stato il risultato più alto della nostra storia, ma della storia del badminton italiano. Scorrendo l'albo della federazione abbiamo scoperto un titolo di campione d'Italia Master in doppio maschile e altri successi, altri argenti e anche un bronzo. Ecco, cosa porta di quel periodo agonistico, cosa riesce a trasmettere ai suoi giovani, un po' insomma dal suo racconto si evince. Cosa rimane dell'atleta Feliziani? Allora, diciamo che in realtà io non mi considero un grande agonista. Io il badminton l'ho scoperto praticamente a 40 anni, quindi l'ho praticato e da subito è diventato lo sport più amato. Io, diciamo, in gioventù ho praticato tanti sport. Lo sport, secondo me, è un qualcosa da promuovere sempre, qualsiasi disciplina sportiva. Col badminton c'è stata la scintilla, no? Nel mio caso è scoccata a 40 anni, mi ha consentito di prolungare la mia carriera agonistica, che tuttora continua. Chiaro, i livelli sono quelli che sono, non sono uno che gioca soltanto per vincere. Io quello che privilegio, ma lo dico sempre anche ai ragazzi, lo dico anche ai ragazzi della Serie A, per me la cosa più importante è la prestazione. Se ci si allena bene, se si sta bene in campo, se si gioca al massimo delle proprie possibilità, noi in uno sport come il badminton dobbiamo sapere che dall'altra parte della rete c'è un avversario che può essere più bravo di noi, più forte di noi quel giorno, oppure ci può essere una coppia di avversari e l'avversario va rispettato. Una delle cose che mi piace molto del badminton è questa, ci sono dei valori, al termine della partita ci si stringe sempre la mano, se nel corso della partita si fa un punto fortunato, si prende un nastro, una stecca, una cosa, si chiede scusa all'avversario, è uno sport pulito. È uno sport che è complicato, perché è complicato dal punto di vista tecnico, è impegnativo dal punto di vista fisico, è impegnativo dal punto di vista tattico, strategico, però dà tantissima soddisfazione. Quando si riesce a mettere insieme queste cose, devo dire, è uno sport che è molto formativo ed è il motivo per cui stiamo facendo insieme con la Federazione Italiana questa grande azione, no, di promozione nelle scuole, perché ci rendiamo conto che soprattutto in un momento storico in cui la sedentarietà, l'utilizzo anche eccessivo, no, degli strumenti tecnologici porta anche i ragazzi, no? Secondo le nostre ricerche il badminton incide anche sullo sviluppo cognitivo dei più piccoli, cioè lo sport di situazione per eccellenza che dà dei risultati anche immediati in fase di crescita. Sì, è uno sport, è bello provare a spiegarlo perché molti lo vedono o lo hanno visto in passato come quel gioco che si faceva nel cortile di casa, sulla spiaggia, no? Proprio così a finire, come puoi vedere qualcuno giocare a palla o a racchettoni in spiaggia. In realtà c'è tutto un discorso di sviluppo motorio connesso alla coordinazione, proprio la coordinazione dei movimenti e mettere i movimenti e la tecnica al servizio di un piano di gioco. Da fuori non ci si rende conto di quanto è importante non solo lavorare sulla tecnica, non solo lavorare sulla preparazione atletica, ma lavorare anche sulla preparazione di una partita. In una partita di badminton, sia singolo sia doppio, soprattutto se è doppio misto, bisogna tener conto di tante variabili, bisogna tener conto dei propri punti di forza, dei propri punti di debolezza, dei punti di forza e di debolezza del proprio o della propria partner e di quelli che stanno dall'altra parte della rete. Cioè, se noi predileggiamo un certo tipo di gioco, dobbiamo cercare di creare le condizioni per giocare a quella velocità con quel tipo di colpi e dobbiamo cercare di disattivare le strategie degli avversari. Nel doppio misto, per esempio,
la formazione di base vede la donna nei pressi della rete e l'uomo dietro per una questione di velocità, di potenza, quindi una delle strategie base è quella di cercare di mettere gli avversari nella formazione opposta, cioè l'uomo portarlo a rete e mandare la donna a fondo campo in maniera che possa essere meno pericolosa negli smash o nei colpi da fondo campo. Quindi diciamo tutti questi concetti messi insieme con le caratteristiche specifiche dello sport, che è resistenza ma è anche velocità, ma è anche potenza, fanno del badminton uno sport incredibilmente completo, come credo ce ne siano veramente pochi nel panorama mondiale. Il badminton ha delle problematiche in Italia ancora, perché pur essendo uno sport di traino all'estero, in Italia non solo persiste quasi l'etichetta di sport minore, ma anche delle disparità. Lei come consigliere della federazione conoscerà molto bene la disparità tra nord, sud e isole. Come diciamo, a livello locale si interviene per garantire anche degli spazi al badminton, anche per quelle squadre che devono comunque trovarsi, dei piccoli club che devono trovarsi a competere poi con le grosse realtà. Il protocollo che ha fondato e coordinato lei in Sardegna può essere esportato anche nel resto d'Italia? Allora, è una bellissima domanda e la risposta è senz'altro sì. Anzi, io devo dire che questo protocollo, questo progetto è nato proprio con l'obiettivo di renderlo replicabile e scalabile in altre realtà. Il sogno è stato proprio quello, cioè far vedere come dall'utilizzo e dalla rivalutazione, dal recupero di un impianto sportivo che era ormai praticamente in condizioni di degrado, con una progettualità importante, rimetterlo al servizio della collettività e dimostrare che anche dove le condizioni territoriali, storiche erano molto sfavorevoli si poteva riuscire a creare delle situazioni d'eccellenza. Noi credo che ci siamo riusciti, la vera sfida è quella di replicarlo e di renderlo disponibile anche ad altri sport, anche ad altre realtà territoriali. Quindi lo scopo del documentario, no? finché non accade, è proprio questo. Io mi sto rendendo conto, forse la delusione più grande di tutti questi anni è stata vedere come una mancanza di comunicazione appropriata e una mancanza di attenzione dei mezzi di comunicazione ha fatto sì che un'esperienza sportiva così importante sia conosciuta da pochissime persone rispetto a quello che veramente si è riusciti a costruire dal nulla, e non in uno sport, si parla di, impropriamente si dice sport minori. Noi ci dobbiamo rendere conto che il badminton è uno sport... Tra l'altro è una disciplina olimpionica, quindi è veramente una contraddizione. È una disciplina olimpica dal 1992, ininterrottamente, 1988 Seul dimostrativa, dal 1992 Barcellona a pieno titolo. Mette in palio 5 medaglie d'oro poi parliamo di singolare maschile, ci sono 5 discipline: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Parliamo di parità di genere. La cosa bella del badminton rispetto ad altri sport, ultimamente c'è la polemica che nel tennis, che è uno sport milionario, dove il vincitore di Wimbledon, Sinner, guadagna forse 100 volte quello che guadagna il vincitore dell'All England, che è l'equivalente, il torneo di badminton più importante al mondo, e diciamo questa disparità che a volte esiste tra sport e altri sport, oppure tra quanto vengono magari valorizzate le donne in determinati sport rispetto allo sport maschile, nel badminton c'è parità assoluta, si compete insieme. Nel doppio misto c'è una parità al di là del ruolo in campo. L'importanza della donna nel doppio misto è fondamentale, perché devo dire, si può quasi dire è il cervello. Dal come gioca la donna nel doppio misto poi si creano le varie opportunità anche per l'uomo, e i premi sono assolutamente gli stessi.
cioè il badminton anche per questo è bello portarlo a scuola, perché comunque nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado, anche nella scuola secondaria di secondo grado, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze riescono a giocare assolutamente alla pari, ed è bellissimo vedere questi ruoli assolutamente paritari. Questo è un altro valore aggiunto del nostro sport che me lo fa amare così tanto.